L'urto contro il cavo dell'alta tensione, l'elicottero che precipita, poi lo schianto a terra. Ha perso così la vita Massimo Alocci, pilota 36enne di Pieve di Soligo. L'uomo si era appena alzato in volo sulle colline a Cison di Valmarino per spargere fitofarmaci sulle viti del Prosecco. Un'operazione comune, quasi quotidiana da queste parti. Poi ad un certo punto una delle pale ha urtato i fili dell'alta tensione, spezzandosi. L'elicottero si è attorcigliato su se stesso. Nella caduta ha tranciato un cavo della corrente elettrica. Il 36enne è morto sul colpo. All'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Per estrarre il corpo dall'elicottero accartocciato, i sanitari hanno dovuto attendere l'arrivo dei tecnici dell'Enel a causa del pericolo rappresentato dai fili elettrici. Assolutamente non toccare niente perché è alta tensione qua. E qui c'è tutta la corrente che bisogna stare molto attenti perché abbiamo isolato la parte e la forza dell'ordine stanno mettendo i nastri perché non possiamo avvicinarci. Ci sono volute diverse ore per riallacciare alla linea elettrica le famiglie rimaste senza corrente. È stato tranciato il cavo che serve alla frazione qui di Rolle, comunque l'Enel ha assicurato che in 3-4 ore verrà ripristinato l'energia, insomma, ecco. 3-4 ore è giusto il tempo di organizzarsi, insomma, ecco. Sull'incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto e lo Spisal per capire se si possa trattare di un errore umano o di un guasto meccanico del velivolo. In questo momento stiamo anche sentendo dei testimoni che hanno assistito all'evento e sembra che la dinamica sia quella che il pilota abbia toccato accidentalmente questi cavi della corrente e abbia perso il controllo del mezzo.